Comincia da in agosto a filare. L'inverno e viene sempre da filare. Finiva la filatura, veniva il dessert e allora la lana e il cane e lì quel più greso i feia la terra dei ebrei di Mediana che si ritirano stupetano perché neanche ai bambini. E veniva sto tessitore apposta? E veniva lui. Da dove veniva? Era del paese? No, veniva da Candiu. Era uno è nato che nei suoi casi. E quanto stavi a fare questi lavori? E ti anche una settimana. E dove dormivi ora? Dove... E dormia se via a camera perché tutti quanti dormia là in maniera e là. E dopo coltivando con il scarto diciamo della lana e del canevo, qui via finivo il dessert che via scartare la roba che non vendiva bene perché io qua era rossa. E allora io chiamai qui che fia le corde, se via un prato che gli era più lungo da qua e il bosco là. E allora lui fia tutte le corde di vari tipi, di cui permette i musorioi ai vacche e sa cosa che i musorioi. Ecco, di cui per fare il cavetti, per menare, e qui per fare corde per legare i carri, diciamo, le fia di tre tipi di corde fia. E aveva una manuale che la girea, lui per ordine, e che non aveva visti figli, capisci? Come si chiamava? Guarda che le chiamava il cordere. Ma a fare questi tre tipi di corde che avevi un attrezzo particolare? Un attrezzo particolare, cioè che... ma fatto sempre in cavalletti di legno, non motorizzato, non come tutto a mano. Ed era un cavalletto per esempio mettiamo là, e un altro qua lui tirava, che aveva un giro che tirava e ne agganciava là e dopo le fende attorno. Prima feia tutti i cavetti per esempio grossi così e dopo li unia magari tre insieme che li feia qui più grossi e dopo quattro li feia cinque finalmente che veniva le corde grosse così per legare il carro. Come si chiamava questo attrezzo che aveva? Ma gli chiamava il cavalletto del cordere, ma se no allora il cane o le linee e la lana e lì è fianco qua curletta perché la curletta quando mi porta a mare porta era stufa a menare il piede era mi sentivo là da rete prima di andare a dormire così era in staia perché l'ora io qui andavo a fio a staia e qua man fai così capisci? Ma ascolta, il lino dove semenavi quando veniva piantato? Lì lì a seminare per esempio che sarà venuto fuori quando quelli era asciutto e secco un quintale e mezzo di roba. Quando? In che stagione veniva piantare lì? Quella lì veniva a seminare verso a fine di maggio così, quando che si vedeva a terra su turco su una stricca e buttava via semina di lì. Quanto ve ne mettevi su tutta la campagna? Un quarto di terra per mettere. Un quarto del campo? E un quarto del campo di canavo. E non si via proprio una stricca apposta, un quadro veniva cambiato posto, non sempre. Dopo si vede scritto a volte nell'archivio casa con orto e canevaglio, e case vecchie del 1700. Perché allora questo qua che sta dicendo lui, che non si è, andava che dopo se ne a far marcire il cane o lì, lascia che sia quello, perché dopo bisogna metterle su fosse morte che stesse là 20 giorni, capisci? Che dopo, quando che gli era marzo, sul mese di luglio così, veniva tirare su dall'acqua e mettevo se il fin che gli era secco, dopo se ne il grammo e un diciamo così, e il grammo e un e gli era per dare un'ipotesi video e veniva col manico così. Questo era il posto che onde che metteva il cane e lì. E lui qua faceva così grammoando finché faceva tutti i tocchettini di legno che restava altro che la scorza diciamo.
Così è finito di grammarlo e allora aveva una piastra di legno che la sarà stata 30 per 50 con tutti i spentoni fissi come un pettine per darne io, di ferro. E allora che tocchi a chiamare stimati come dicevi prima di canevo e li buttava così e tirare. Finché veniva fuori fin tutto quanto che veniva netto. Dopo il scatto veniva a recuperare il golavia scolame più grosso e qui veniva dopo a fare corde. E ora, quando veniva piantata la caneva? E lì abbiamo visto che era in maggio, no? E veniva raccolto quando? E lì veniva raccolto dopo? E lì veniva raccolto là in settembre e il canavo veniva seminato come su trucco, in aprile. E veniva raccolto? E quello veniva raccolto verso la fine di giugno, quello veniva fatto prima. Dove era questo posto che lo faceva Marsilio? Era vicino a casa? Ma non proprio vicino, perché veniva come una roba marfia, capisci? Quanto distante? Mettevi dove ora? Dunque 50-60 metri gli era forse che dopo se non era acqua sufficiente e era perché non si via le pompe a getto continuo a San Biagio, che là bastava che indesse per esempio 20-30 metri veniva sull'acqua continua, e in maniera che restava l'acqua, che restasse sempre questo che gli metteva dei tocchi di legno pesanti, che l'uno venisse sulla superficie diciamo, perché stesse sotto per marfirsi. Canapa e lino a volontà insomma. A volontà, sì, e dopo che era la lana, che loro qui gli portava a farla pettinare, qui non gli fia quei pettini. Gli portava a fiera a farla pettinare, prima di Treviso. Sì. Quante pecore che avevi ora? Allora le pecore si erano una trentina di pecore. E serviva soprattutto per fare i vestiti? Sì, sempre per fare i vestiti, perché dopo loro con la meglio stoffa, come anche la biancheria, come le biancherie del lino e il canvo, veniva fatto inizio per spose, perché quando che era una torre da sposarsi, e allora gli diceva che per esempio mi stanno che viene l'idea di sposarmi, e allora gli diceva a un tosato, guarda che bianco che ti sposi in te, perché non fai né il matrimonio per uno solo. Perché gli toccava tenere una chiesa, un uomo che gli era 60 anni mai su stare, gli toccava tenere una chiesa senza il fine, per andare, perché il maniera veniva fatta sua chiesa, e veniva dopo portare tutta sua chiesa. Cioè, la festa veniva fatta da sola, insomma? Di sola. Gli era questa autosufficienza, diciamo, per i vestiti, insomma, vi arrangiavi a fare i vestiti a sì. Volte con roba vostra della vostra casa. Sì, ma allora a metà sentire, ma sempre roba grezza, roba di giornaliera, di mediana, anche come di fare i chiamai crosati invece di chiamare le maglie che si mette sotto. Non era canottiere che fece tutta roba grezza, diciamo, ma roba di vestiario così, e allora c'era una pezza di una sorte, una dell'altra, per esempio come si chiama, a Del Pra, a Treviso, e dopo mi feia venire il sartore e gli ha titolati che aveva 16-17 anni che gli feia questi vestiti, e lui là tutto quanto sartor, scarper e quel dei corde e quattro che fia e via tutto in casa, via che fa.